Un pochi anni fa ci abbiamo mandato a rivista Kirn, perché scrivete in corso? E eravamo un pochi che abbiamo risposto e abbiamo provato a impennare, a contare una manza di cose, e però abbiamo stracciato tutto. E abbiamo fatto una piccola poesia, si può chiamare poesia, e provava a dirla di modo strinto perché è poesia, e ciò che dice forse di modo strinto è vigore, ciò che un discorso a lungo, forse ognuno mica di. Allora questa regia, perché scrivete in corso, la risposta era pardì. Pancoronà di mente umana, i passi sull'Indio Rio Vecchio in l'agosto ombreciosa. Questa è la dimensione di ricordo di tutto ciò che noi vorremmo portare, tramandare, che è a memoria collettiva di un popolo e a nostra, di noi personale. O vecchio era Vapo, e Vapo che ha fatto la sua vita in quelle agosto ombreciose, a stantallosi per levarmi, e pure che a mente umana gli resi sto maggio. Per sciogliere in Loretto, in la sbucata nostrale, e verziate l'anca di, e illuminare strade romane se non ne sbrulla la verità. Questa è un'area maiò che agio, maiò, mica che io, de maiò, ma è una cosa importante che non mi pare di lunedì. E chi? Anche così noi, personali, non abbiamo mica un talento. E come noi siamo pochi, siamo un popolo giugo, un po' non mica nasce tanti spropositi, ma a lingua che è stata ingiardinata, impastata da centinaia di anni, ha accolto immagini, ha accolto visione, ha accolto sapere. E questo è quello che è l'erede, la nostra leva, che è erede di tutte queste cose e di tutte queste visioni, queste maniere di vedere un mondo uniche, sputiche. Ogni lingua è sputica, non è mica che la nostra sia meglio che l'altra, ma è ella, e essendo ella, ha una cosa a dire, ciò che chiamo eversiate rilanca di, bene, di una cosa che non è stata detta in luogo, in mondo, mica che io personale o voi personale abbiate cose spripositate da lì, ma a lingua sì, perché ogni lingua è un finestrino a tutto il mondo. E questa qui era, perché scrivete in corso? E beh, per sciogliere se versiate qui la nostra lingua e illuminare le strade romane se non ne sbrulla la verità. Pretta, solfice, come manico di frasso vecchio, ma nuova e ti aiuta come a mente all'alba riupensare la nostra lingua. Allora, amanita, questa voglio ricchi, amanita, a lingua dice di tutti i giorni, di quotidiano, che dice cose ordinarie, che parliamo di a capra, di usumere, di a casa. Questa a lingua di agitillina, a lingua di sempre, che pare che non dica nulla. E questa, ma noi ti aiuta come a mente all'alba riupensare, bene a dire che queste cose non sono state rette di maniera poetica, di maniera nuova, perché la lingua, senza saperla, aveva tutte queste macchine che facciano sfiaculera. E questa che la porta di nuovo, la lingua è un retto poetico in lingua corsa. E ammaestrata o quanto la lingua francese. Come un somirello li si viaggia a zozzò e gli è di servitù buona. Vuole dire che il francese è la lingua che ci ova per il quotidiano, che ci ova per il lavoro intellettuale, che ci ova per i barati, che ci ova per essere in la società dove noi campiamo, dove noi siamo stati arrivati e dove i nostri figlioli hanno raccampato. È il francese. E è una lingua utilitaria, che giova e forse più anche ammanita. Che un corso una mica vace ci travaglia, ma un corso non è mica aiuto, posto che non c'è stata questa rompitura tamanta di modernità, non è mica aiuto a essere ammanito per ogni situazione di un mondo rogge. Allora è un somirello, un francese li si viaggia a zozzò, ma di gruppo. La gelo virbante civra altro. A ogni inciccatura di lesse è lucanta e dice a soia. La gelo virbante, a nostra lingua.
ma la gelu ilbante cifra altro ogni un cicatura rilese e lucanta e dice la soia a nostra lingua. La dici su strumento altro, su a gelu ilbante, la gelu che non si sa mica ciò che la da fa perché è un poco selvatico, un poco bindolo, non si sa mai, si cala sempre in dove non l'aspetta. E questo perché questo è un nostro, è quello che da cui noi siamo nati. La nostra lingua, stop, e dopo finisce, ma di quando in quanto un mondo a palla strinta, e stanno usando un cipordi, te, volete che uno scriva in corso? Era questa la mia risposta, ho provato a dire, o perché di sto bisogno a un momento dato, perché è una cosa che è venuta in me a un momento dato e poi dopo che è piantata in poesia. Bene a dire, erano un'epoca di cose che avevo lì, che ho provato a dire e poi che ho detto. I miei primi scritti, ciò che è stata, me ne sono meravigliato per me, hanno detto, 6 persone hanno detto si vede influente da Apollinea. Ed infatti poi è un poeta che mi piace assai, che ha sua musica, sta nostalgia, sta dolcezza, forse si confaccia con una certa percepitura che ha anche io di un mondo di un tempo, massimo un tempo, ho sempre avuto questa nozione di un tempo che passa, di un poco che noi siamo. E forse la poesia, che chiappa un attimo di su poco che noi siamo, l'influenza da Apollinea può darsi a parte, diciamo, per i prima scritti che erano più versificati, eccetera. Sono nato a un mondo intellettuale, anche un autore che oggi i giovani non sanno manco più che esiste, ma che era non sua guerra, amore assai, Bergson. Quando ho scoperto il pensamento di Bergson è stato veramente un entusiasmo, a un senso quasi etimologico, una specie come disempiuto di visione di Dio, quasi che sapeva mica a mente, ma che sapeva ogni particolare di uso pensamento, e infatti questa nozione di un rato immediato di coscienza e di un tempo, e di intuizione e di sfumatura, lepia di lesse che può essere colta con un intuito, è forse di noi ciò che lo si ritrova senza che l'abbia voluta, ma negli scritti poetici. Vis cosmica. Di quando in quando so giureu dell'esodo e giureu di un ritorno. Ma non fatto sapiente nelle Americhe, so buttigato giureu in l'20° cercando di Parigi. E me ugne so fermate in li muri bianchi di calcina e o sangue ria mia mano. So giureu vive testimone annanta a terra dell'uomo, e sciuta a me sterpa quando lo nascevo al mondo, e nella sfiaccolata di un frattempo mi hanno chiamato a quando Dio, a quando cane, a quando uomo. Ma lo me petto e tabernacolo, fido ci tengo un sogno vecchio di miei e l'altri orei. Tante altre volte so africano. So l'africano più nero dell'Africa nere, so l'africano che canta a voce rossa in li campi di Mississippi. So quello pastore sfilanciato, al rito di poi sempre alla piccià di mondi. So quello di Ezechi e quello di tempeste, so quello di foreste. So io l'esiliato antico, u vosco di 100 paesi, ma sono nato un vento cattivo. Africa mamma dell'uomo, a una di secoli a bigne e misabutula e lega torcinello. E
me ne sto, muto come un tempo, nelle strette Robervilliers, incutuppato un mantillone come spazzola a mano, so l'avregano. So l'ara pure in due Renault, che un giorno se ne volta, e eccomi a su scorrere il sole vecchio, maraviglia e spenta fortuna. So l'arabo che se ne posa a tagliare con finevane, e re con me a tortiate non ricute e pazienze mille rilalivo arraricato. Strappatempo a lunga andati le mie veste ricamate, in le cose continuate a morte taglia farro rolce, due noi arabi. Ma nessuna morte gentile può scutere insieme i miei capi, l'alta condanna è d'esse vivo in tutti gli uomini.